Eder. Mac. Pallister. Buongiorno, caro Eder. Oggi vi consigliamo di seguire con calma quanto diremo in questo video, ringraziando Eder della disponibilità. Le cose che abbiamo capito sono sconvolgenti e ci permettono di riscrivere una storia completamente diversa, che a tratti non immaginavamo e abbiamo dato per scontato. Però così non era, ed è frutto di una abilità pazzesca dei terzi ignoti, che fino ad oggi ci hanno portato su una strada sbagliata, ovvero quella che loro han voluto, ma oggi possiamo raccontarvi una storia totalmente diversa, che riscrive la vicenda in esame, e credetemi ha dell'assurdo totale. Ebbene, caro Eder, siamo in grado di potervi dire che effettivamente le cose sono andate diversamente da tutte quelle che vi abbiamo rappresentate con i nostri interventi video, grazie anche alla disponibilità di Eder sul suo canale. Ci dobbiamo effettivamente correggere. Vi chiediamo scusa in merito, perché abbiamo dato per scontato che alcuni elementi fossero certi e che quindi, in quanto presenti, ci portavano in una direzione, ma le cose stanno diversamente. La storia si riscrive. Quegli elementi non sono assolutamente certi, ma sono inquinati. Sono stati volutamente creati e offerti dai terzi ignoti per portarci verso un'altra direzione. Ancor prima lo hanno fatto con la procura e con gli inquirenti, in modo da rendere più credibile lo staging del suicidio. Adesso seguiteci bene, perché vi portiamo in una storia diversa. Saremo un po' lunghi nel tempo, ma credeteci, sappiamo cosa effettivamente è successo. Pronti? Partiamo subito. Allora, Lily lascia 2 telefoni a casa. Quella mattina li tocca pochissimo. Dato certo è che si registrano solo 11 passi di movimento. Inoltre c'è una telefonata di meno di 2 minuti con Claudio. La donna in quel momento è viva e riferisce di dover andare alla Wind. Perderà poco tempo e spiegherà solo dopo a Claudio che è successo qualcosa di cui non vuole parlare al telefono. Dato certo, attenzione, Sebastiano era già uscito da qualche minuto. La sera prima avevano litigato ed erano poco loquaci, e ciò è emerso grazie alla famiglia di amici, ovvero non. A cena la sera prima, il litigio continua durante la marcia in auto. Come ha scoperto Eder, Sebastiano ha un piano, quello di aver tempo il giorno prima. Vedremo che quanto viene spiegato con la consegna a coltelli dell'ultimo giro che viene fatto la sera prima. Da Sebastiano, infatti, come ho affermato il 14 mattina alle 8:30, Sebastiano ha già finito anzitempo il suo giro. Adesso andiamo avanti e fermiamoci al terzo ignoto. Sappiano che c'era una persona alle 8:30 in auto di Sebastiano. Lui nel frattempo ha finito anzitempo il giro consegne. Lui dirà che torna al laboratorio ed il terzo che farà. Abbiano prova che Sebastiano è sbiancato in viso a quarto grado, e ciò ci dà prova che quel momento è cruciale, sicché abbiamo schiarito l'immagine, e ci risulta che sia una donna la persona, ma non è Lily. In quel momento, 8 minuti prima, parla con Claudio alle 8:22 e dirà che va alla Wind. Noi abbiamo capito che la telefonata è stata ascoltata tramite dei ricetrasmittenti, e da lì parte il seguito. Sebastiano lascia il terzo donna, avendo intenzione di tornare verso casa. Effettivamente ci torna come lui ha detto inizialmente per le 10:30. Noi crediamo molto prima. In quel momento Lily sta percorrendo la Damiano Chiesa e butta la spazzatura, ma da quel momento in poi lei non andrà avanti, ma torna indietro a casa, e che
la persona che transita avanti alla fruttivendola e su Gioberti è il terzo donna. Il terzo donna, infatti, è emerso che ha tutta una diversa camminata, totalmente diversa, e poi scompare. Lily torna quindi a casa, usando una strada diversa che circumnaviga la zona, motivo per cui non viene ripresa. Sulla Damiano Chiesa torna indietro perché guardando dentro la borsa si accorge che manca qualcosa. Questo momento è ripreso e la vediamo bene. Può capitare e quindi tornerebbe a casa. In quel momento siamo a prima. Le 9 Sebastiano sta tornando pure a casa. Dentro il laboratorio si registra corrente. Ok. Ma i telefoni non risultano accesi e nemmeno li vengono usati. Ciò significa che non per forza lui sia lì dentro. Ci risulta invece che lui torni verso casa. Lui dirà 10:30. A noi risulta che incrocia Lily e rincasano. Da lì la storia prende un'altra piega totalmente. Seguiteci perché lui nasconde questo momento e non dice che tra le 9 e le 11 c'è interazione sui telefoni di Lily, e ciò prova che è in casa qualcuno lì, e lui disse che tornò lui prima delle 11 a casa. A casa, quindi, potrebbe essere accaduta la lite. Risulta la cancellazione della telefonata con Claudio delle 8:22. La volontà è quella di eliminare una relazione che non doveva continuare, perché Lily la sera prima aveva lasciato Sebastiano con intenzione di andare via da casa e verso Claudio il fine settimana. Ciò ha fatto traboccare il vaso perché Sebastiano sapeva della storia. Ma fino ad allora Lily mai disse di andare via definitivamente da casa e con Claudio per vivere da lui. Sebastiano quindi prende atto di ciò la sera prima. Lui sa che lei deve fare qualcosa il 14 che porterebbe a praticizzare la sua partenza da quella casa. Sebastiano vuole avere tempo per riprendere il discorso già avviato con il litigio della sera prima. Dopo la cena ha già in auto il terzidonna con cui si confidava e che teneva a Sebastiano. Adesso seguiteci ancora per capire bene tutto definitivamente. Allora veniamo al dentro casa. Se Lily ci torna entro le 9 dopo aver gettato la spazzatura che per forza di cose doveva portare verso la Damiano Chiesa incrocio San Cilino, a quel tempo la differenziata la gettavi lì, quindi li doveva portarla. È normale che guardato dentro la borsa si accorge mancare qualcosa e torna a casa facendo un giro largo, che dalla parte superiore della San Cilino ti riporta la Verrocchio. Non sarà vista da Gabriella per questo, quindi sarà a casa entro le 9, ed in quell'orario abbiamo Sebastiano che rientra senza i suoi telefoni, lasciati in laboratorio, ove può esserci anche la macchina a fila coltelli lasciata accesa. Il fine di Sebastiano è riparlare con Lily della sua decisione di lasciarlo. Signori, è la prima volta che Lily decide in oltre 30 anni di lasciarlo ed andare a vivere con Claudio. La botta mentale qui è pazzesca su Sebastiano. Chiaro che dopo il litigio del 13 sera e con Lily piangente la notte, lui torna quel 14 per riparlare con Lily, la quale in quel momento metteva in atto e pratica una cosa ben chiara: i preparativi per andare da Claudio. Noi riteniamo che andare alla Wind fosse una scusa per prendere tempo e fare qualcosa in casa in assenza dell'uscita di Sebastiano. Una volta uscito lui,
lei si mette all'opera e dice a Claudio: ne parliamo dopo. Non parla di nulla altro perché è controllata dalle ricetrasmittenti che usa Sebbi per ascoltare. Lei aveva capito. Per questo lei prende tempo. Ma arriverà Sebastiano e ciò non l'aveva previsto. E da cui poi nasce il seguito che si sviluppa tra le 9 e le 11. Orario in cui infatti risulta interazione con i telefonini. Sebastiano cancellerà la chiamata delle 8:22 e poi rifiuta quella dopo le 10. Lui stesso ha detto che alle 10:30 è dentro casa. Il litigio è certificato dalle lesioni perché dal punto medico legale è certo che ci sia stato uno schiaffo e lesioni da tale frontali e laterali, e poi da lì Lilli cade di tempia per terra. Il decesso, come già detto, è frutto di un meccanismo emorragico derivato che dopo qualche tempo ti porta al soffocamento indotto. Tutto parte dal litigio con uso di mani forti contro Lilli durante un raptus mentale. Non c'era di intenzione di uccidere, ma le percosse ci sono state. Anche quindi il rischio che potesse decedere a seguito di ciò, per cui ciò si chiama morte, in conseguenza di altro reato come le lesioni. Lilli avrebbe potuto denunciare e l'aggressore rischiare la galera. Ciò detto, passiamo alla fase successiva. Noi non diciamo nulla su Sebastiano, perché ha parlato l'avvocato Carlo Taormina su lui per tutti e per noi. Qui ci interessa il dopo che si sviluppa oltre le 11. In quell'orario il corpo di Lilli è portato via. Anche se qualcuno ha visto in condominio mai parlerà, fidatevi. Così Lilli è portata in zona fredda sul Carso, custodita, attendendo tempi migliori, e nel frattempo si seguivano i telegiornali, Facebook, e si rimaneva in attesa, osservando l'evoluzione delle cose e le indagini fatte nel contempo. Da lì parte la necessità di far trovare il corpo e di addossare le responsabilità ad altri. Nel mentre però bisogna confezionare un suicidio, e ciò verrà fatto grazie all'esperienza di lavoro accumulata negli anni. Ovviamente c'è stato l'aiuto di altri uomini per la fase di trasporto del giorno antecedente del 4 gennaio. Così stanno allora le cose, e le conferme le abbiamo guardando la borsa ed il contenuto. Mancano documenti tolti dalla borsa nera per metterli in quella con mappe. L'orologio rosa che viene messo per identificarla è in quanto di colore particolare. Lilli lo indossava solo per la gita in bici e mai per attività intrasettimanale da casalinga. Manca il suo oro addosso, come la catenina della mamma da cui mai si separava. Chi togli è persona avida di denaro che non gliela lascia al collo da cadavere. Il resto lo conosciamo e segue il 5 gennaio. Ripetiamo quindi infine che ci siamo fatti prendere in giro fino ad oggi anche per via della sosia, perché, come diciamo oggi, è una donna quella dentro l'auto con Sebastiano alle 8:30 e lui la nasconde. Non vuol dire nulla su ciò. Questa donna lui la lascia vicino alla San Cilino e sarà lei che passa verso Piazzale Gioberti. Lilli si ferma prima e sale la traversa verso monte per tornare a casa. Sebastiano tornerà a casa e in mattinata avrà questo litigio. Solo dopo rientra in scena la terza donna, che lo aiuta moralmente per il dopo, mentre altri uomini lo aiuteranno per lo staging. Persone fredde, capaci con esperienza. Ne abbiano già parlato. L'avvocato Taormina ha già parlato, non diciamo altro noi. Oggi mettiamo un punto fermo e finale sulla vicenda accaduta a questa povera donna. Gli eventi hanno voluto che si rinvenisse prova della presenza di Sebastiano in laboratorio. Telefoni rimasti lì, macchina a fila coltelli accesa,
Lily che passa dalla Gioberti, lui che non si sa dove si trova dopo le 9, ma la verità è un'altra. I telefoni li ha lasciati lì, la macchina affila coltelli lasciata accesa, poi la donna amica lasciata in zona San Cilino e che prende verso la Gioberti. Lui che torna a casa e Lily che è lì e nasce il finale litigio con il seguito che conosciamo. E lui che poi dichiara di essere uscito fuori centro Trieste per andare con le bici verso monte. Poi la creazione lì degli alibi con i montaggi della GoPro. Poi rincasa dopo le 13 e il seguito sarà cosa nota. Ecco, concludiamo tutto con l'ultima prova finale e decisiva che lascio alle sapienti mani del grande Eder, a cui chiedo di dare un lavoro. Caro Eder, ti chiedo se puoi verificare l'intensità di uso elettrico della affila coltelli del laboratorio, ovvero se ti risulteranno consumi minimo e costanti in mattinata significa che era solo accesa, se invece ci sono picchi e bassi significa che era utilizzata. Quindi Sebastiano era in laboratorio, ma noi crediamo che invece sia uscito da lì lasciando accesa. A te Eder da Rick, ciao a tutti e pace a Lily nostra per sempre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.